Mattarella affida alla Presidente del Senato, la padovana Casellati, l'incarico esplorativo mirato trovare una maggioranza tra centrodestra e Movimento 5 Stelle entro venerdì. Maretta in Veneto, nel centrodestra dopo lo strappo sulle candidature a San Donà e Vicenza, la rottura dell'alleanza potrebbe ripercuotersi su Treviso. Conte a 20:10, ieri sera la mia coalizione oggi è più unita che mai. Vittima dei bulli, una ragazzina di 13 anni si è gettata dalla finestra della scuola nel Veneziano, ricoverata all'ospedale, non sarebbe in pericolo di vita, la madre aveva già denunciato gli episodi. Trovato nel lago di Fimon, nel Vicentino, il corpo senza vita di un uomo. Si tratta di un 54enne della provincia di Padova morto per annegamento, indagano i carabinieri. Scontro fra tir in A4 all'altezza di Roncade in direzione Trieste. Vigili del fuoco lavoro per tutta la notte, feriti conducenti, traffico in tilt fino al mattino, a causare l'incidente un colpo di sonno. Arriva anche in Veneto un'indagine della Guardia di Finanza di Sibari su fatture false, sequestrati beni per oltre 1.600.000 euro anche a Treviso e Venezia. Crack dell'ex Popolari, rischio prescrizione per gran parte dei reati. Giovedì in tribunale a Treviso, udienza cruciale e fuori dal palazzo manifestazione dei risparmiatori. Buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione. Dunque c'è un primo passo forse verso la svolta. Pochissimi minuti fa Maria Elisabetta Alberti Casellati ha parlato ai microfoni qualche istante soltanto, a dire il vero, perché ha ricevuto il mandato esplorativo da parte del capo dello Stato Mattarella. Prima vediamo l'intervento registrato pochi istanti fa e ascolterete Zampetti, segretario generale del Quirinale, il braccio destro di Mattarella, annunciare quella che è la decisione del capo dello Stato, e poi la Casellati, la padovana, Presidente del Senato. Vediamo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale la Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati e le ha affidato il compito di verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle e di un'indicazione condivisa per il conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio per costituire il Governo. Il Presidente della Repubblica ha chiesto alla Presidente del Senato di riferire entro la giornata di venerdì. Ho ricevuto dal Presidente della Repubblica il mandato esplorativo nei termini già espressi dal comunicato. Ho ringraziato per la fiducia accordatami il Presidente Mattarella, che terrò costantemente aggiornato. Intendo svolgere questo incarico con lo stesso spirito di servizio che ha animato in queste settimane il ruolo di Presidente del Senato. Sarete informati del calendario degli incontri che avverranno in tempi molto rapidi. Grazie. Così, pochissime parole da parte del Presidente del Senato. Intanto, ovviamente, cosa significa tutto questo? Ci sono due dati importanti. Nell'appuntamento previsto questa mattina alle 11, durato poco più di 40 minuti, che ovviamente sono due le notizie, dicevamo. Una è quella di un tempo, cioè di un mandato esplorativo ma a tempo, quindi entro venerdì la Presidente Casellati deve trovare una soluzione. Quella soluzione ha un perimetro molto chiaro, che è nel centrodestra insieme ai 5 Stelle, al Movimento 5 Stelle. È chiaro che ora politicamente è come lasciare il cerino in mano a Di Maio, insomma, che fino ad adesso non ha accettato prima Forza Italia e poi soltanto la figura di Silvio Berlusconi, quindi ora è quella la lettura che si deve dare. È vero che nella storia anche chi ha ricevuto il mandato esplorativo potrebbe nelle prossime settimane ricevere anche l'incarico di primo ministro, ma è accaduto più volte nella storia. Questa potrebbe anche essere un'ulteriore lettura. Qualora invece la Presidente Casellati, vedete in queste immagini, non dovesse trovare una quadra tra centrodestra e Movimento 5 Stelle, come ha chiesto il Presidente Mattarella, si potrebbe trovare un secondo mandato esplorativo e si identifica già nel Presidente della Camera Roberto Fico. Ma è vero che appunto una svolta, se
c'è stata questa mattina, la dovremo attendere venerdì, quando appunto la Presidente del Senato riferirà al Capo dello Stato di questi incontri che già sta calendarizzando. È tornata a Palazzo Madama e adesso si vedrà che cosa succede. Ovviamente ne discuteremo ancora nelle prossime ore delle nostre trasmissioni. Intanto con Andrea De Checchi non c'è nessun problema. Le parole di Mario Conte, candidato sindaco del centrodestra a Treviso, ieri sera era ospite a 20:10, proprio nel giorno in cui si è consumato il crack del centrodestra per le prossime elezioni amministrative a Vicenza e San Donà. Quali conseguenze ci possono essere per Treviso? Vediamo. Tutte telefonate per tranquillizzare l'ambiente, che la partita su Treviso si continua a giocarla in squadra, come abbiamo fatto fino adesso in modo assolutamente responsabile. Anche questa sera c'è stato un incontro con gli alleati, compreso Andrea De Checchi, con il quale il tandem Vi siete visti quindi poco fa? Sì, ci siamo sentiti. Io purtroppo per venire qui in trasmissione ho saltato l'incontro, ma c'erano già un segnale di tensione. No, assolutamente, anzi ci tengo a sottolineare che il binomio Conte-De Checchi sta correndo molto forte, a ve le spiegate, quindi la cosa che mi fa piacere è che l'atteggiamento responsabile di questa coalizione, con tutte le difficoltà che ci sono state per crearla, oggi è più unita che mai, quindi anche le notizie che provengono da altre province in questo momento non ci stanno assolutamente disturbando. Il materiale elettorale è ormai anche già esposto, perché proprio oggi sono usciti i primi 3x6 in città, quindi c'è anche il logo di Forza Italia. Sono assolutamente convinto che non ci siano possibilità di spaccatura a livello comunale. Così come lo stesso Gentilini ha sottolineato, abbiamo appena trovato una soluzione, non va bene dividerci. Questo in prosa, le sue parole. Vedremo poi nel corso del telegiornale oggi a partire dalle 19:30 nel telegiornale di Treviso che cosa succede, altre reazioni. Andiamo alla cronaca. Sono stazionarie le condizioni della tredicenne che ieri si è gettata dalla finestra della scuola nel Veneziano, vittima di cyberbullismo. Ricoverata all'ospedale di Treviso, la ragazzina non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono dei carabinieri. Sono stazionarie le condizioni della tredicenne ricoverata nel reparto di pediatria all'ospedale Ca' Foncello, che ieri ha tentato il suicidio in una scuola del Veneziano. Tutto è accaduto in un attimo. La ragazzina si trovava in classe, ha chiesto al professore di andare in bagno, poi ha aperto la finestra, è salita sul davanzale e si è lasciata cadere. Un volo di 4-5 metri. Immediatamente la piccola è stata soccorsa prima dal personale scolastico e poi dagli uomini del SUEM 118. La ragazzina ha subito una grave frattura all'anca e delle lesioni alle vertebre. Cosa abbia spinto la ragazzina ad un gesto tanto estremo è ora da chiarire. Immediate le indagini dei carabinieri. La famiglia della tredicenne nel mese di dicembre aveva segnalato episodi di cyberbullismo. Sono stati i genitori che si erano accorti di alcune offese rivolte alla figlia, situazione che sembrava essere rientrata, anche se allo stato attuale però non sarebbero stati individuati collegamenti con quanto accaduto ieri mattina. Ora gli uomini dell'Arma stanno indagando per risalire agli autori delle offese. Secondo i legali che stanno seguendo la famiglia però, la mamma sembra abbia avuto delle prove di ulteriori episodi di cyberbullismo ricominciato proprio nelle settimane scorse. Una situazione delicatissima al vaglio delle forze dell'ordine. La notizia si è subito allargata a macchia d'olio. La ragazza non era seguita dai servizi sociali, dichiara il sindaco, e sulle motivazioni dell'accaduto sono in corso indagini. L'importante è che non sia successo l'irreparabile e se ci sarà bisogno del nostro aiuto siamo pronti ad intervenire in suo sostegno. Recuperato nel lago di Fimon, nel Vicentino, il corpo senza vita di un uomo. Si tratta di un 54enne della provincia di Padova, morto per annegamento. Indagano i carabinieri. Ci aggiorna al telefono Gabriella Basso. Gabriella. Buongiorno a te telespettatori da Vicenza. Scoperto questa mattina un corpo senza vita al lago di Fimon. Siamo nel Basso Vicentino, il corpo di un uomo di 54 anni, sembra residente nel Padovano. Quest'uomo è stato trovato da un passante che alle 6:30 era in zona appunto del lago, una zona dove di solito si fermano le coppiette o anche molti pescatori di notte. Sul posto anche tutte le forze dell'ordine, il SUEM. L'uomo era riverso, è stato trovato riverso in acqua. Secondo
una prima ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine potrebbe trattarsi di un incidente, forse l'uomo è ubriaco, è scivolato, cadendo ha sbattuto la testa, finendo poi in acqua e qui morendo annegato. Questa è la prima ricostruzione, ma ovviamente sarà l'esame autoptico, cioè l'autopsia, a chiarire esattamente quali le cause del decesso. Da Vicenza per il momento è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Gabriella. Adesso subito invece nel veneziano, scontro tra tir questa notte in A4 all'altezza di Roncade in direzione Trieste, lunghe code fino al mattino. Sentiamo Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno, un colpo di sonno e l'impatto è stato inevitabile, questa molto probabilmente è la causa dell'incidente accaduta la notte scorsa attorno alle 3:30 sulla A4 nel tratto a 3 corsie Venezia Est Meolo Roncade in direzione Trieste, che ha impegnato i soccorritori per oltre 4 ore. Un mezzo pesante ha urtato un auto articolato fermo in piazzola di sosta, mettendosi poi di traverso sulla carreggiata. Lo scarso traffico fortunatamente ha permesso un intervento molto rapido dei soccorritori e non ci sono state particolari congestioni, ma ci sono volute quasi 4 ore per rimuovere i mezzi incastrati tra loro. Ferito uno dei 2 autisti. A proposito del traffico dobbiamo dirvi che alle 8 questa mattina c'erano ancora 2 chilometri di coda in direzione Trieste per l'accumulo di mezzi pesanti, ma la situazione con il passare delle ore si sta normalizzando. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco che hanno contenuto anche la perdita di gasolio causata dalla rottura di uno dei serbatoi di un camion, il personale del 118, la stradale e gli ausiliari dell'autostrada. È tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. A partire dalle 19 il telegiornale di Venezia Mestre, non dimenticatelo. Ora nel Padovano un incidente a San Pietro in Gu, un 22enne vicentino a bordo di un appunto si è schiantato contro un muretto. Incidente lungo la strada statale 53 a San Pietro in Gu in via Marcon martedì pomeriggio. I vigili del fuoco hanno soccorso un giovane automobilista andato a sbattere contro un muretto che delimita la canaletta di un fossato. I pompieri di Cittadella hanno messo in sicurezza la Fiat Punto ed estratto il 22enne di Bolzano Vicentino, che è stato stabilizzato dal personale del SUEM 118 e poi è ritrasportato in ospedale. Ancora al vaglio dei carabinieri le cause dell'incidente. Fatture false per evadere il fisco. Dalla Calabria l'indagine è arrivata anche in Veneto. Sono arrivati anche a Treviso e Venezia i militari della Guardia di Finanza di Sibari nell'ambito di un'indagine su fatture false per evadere il fisco. Sequestrati beni per 1.600.000 euro riconducibili ad una società operante nel settore dei trasporti, 28 tra automotrici, semirimorchi, una villetta, un terreno, quote societarie e conti correnti. Dall'indagine della Finanza è emersa una frode fiscale caratterizzata dall'utilizzo di crediti IVA, fittizi o inesistenti, precostituiti in compensazione di imposte e contributi INPS dovuti. Un'attività fraudolenta che secondo l'accusa è iniziata già dopo l'avvio dell'attività, avvenuta nel dicembre 2012 e portata avanti grazie ad una serie di annotazioni contabili inesistenti realizzate anche attraverso l'utilizzo di false fatturazioni. Banche, domani in Tribunale a Treviso l'udienza cruciale, fuori dal palazzo la manifestazione che stanno preparando i risparmiatori. Crack delle popolari, udienza chiave giovedì sul fronte Veneto Banca. Il Tribunale di Treviso dovrà esprimersi sulla richiesta della Procura di dichiarare lo stato di insolvenza dell'ex popolare e i risparmiatori del coordinamento Don Torta protesteranno in massa fuori dal palazzo di Via Verdi a supporto di questa decisione. Il rischio, in caso contrario, è che la gran parte dei reati vada prescritta. Lo stato di insolvenza permetterà un'indagine approfondita su ciò che è accaduto alle banche anche successivamente al 2015, periodo del tutto non sondato, non valutato, non indagato, e vi sarà anche la possibilità da parte della magistratura di contestare i reati fallimentari che hanno tempi di prescrizione decisamente più lunghi di quelli sino ad ora contestati. Risparmiatori truffati che vogliono riaffermare noi ci siamo ancora. È una protesta per far sentire la voce di un popolo che ancora sta soffrendo e sta soffrendo ingiustamente. E anche una protesta per far comprendere alla politica che noi non ci accontentiamo di provvedimenti come quello del fondo di ristoro che creano ulteriori problemi invece che risolverli. Il fronte giudiziario da una parte, quello politico dall'altra, con una campagna elettorale ricca di promesse e un governo ancora da formare, ma a cui si chiederà di mantenere gli impegni presi.
Noi ci aspettiamo dal nuovo governo che volti pagina rispetto al servilismo filofinanziario del vecchio governo Renzi e Berlusconi e che prenda dei provvedimenti seri per il risarcimento dei risparmiatori, ma anche per impedire che le speculazioni vadano avanti, perché c'è un concreto rischio che la gestione degli NPL lasciato in mano alle speculazioni diventi il detonatore di una grande speculazione sull'immobiliare, sulla casa, che è la fonte di risparmio primaria per i veneti e per gli italiani. Ora la storia a lieto fine di un bimbo padovano di soli 3 anni che si è perso in un parco vicino alla Stanga. Attimi di apprensione per una donna padovana che si trovava al parco Esperanto alla Stanga con il suo figlioletto di 3 anni. È bastato un attimo di distrazione della donna. Il bambino ha iniziato a girare solo per il parco piangendo disperato quando è stato notato da 2 studentesse che si stavano godendo le giornate di sole. Aiutato il bambino, le giovani hanno avvisato la polizia che intanto era accorsa al parco dopo aver ricevuto la telefonata disperata della mamma. Una brutta avventura a lieto fine perché in pochi minuti il bambino è tornato tra le braccia della donna. Ci fermiamo per qualche istante, poi andremo a Venezia con il sindaco Brugnaro a parlare di moschee. Torniamo in onda alla nostra prima edizione, le regole vanno rispettate altrimenti il comune interverrà, a dirlo il sindaco di Venezia rivolgendosi alla comunità islamica che negli anni si è resa protagonista di molte polemiche sull'utilizzo degli edifici come moschee. Vediamo. L'inaugurazione della mostra all'M9 di Mestre, il viaggio della Costituzione, è stata l'occasione per il sindaco Brugnaro di rivolgersi alla comunità islamica locale, dal momento che la tappa veneziana della mostra parla dell'articolo 8 sulla libertà di culto. Via Fogazzaro, ora via Mestrina, al centro di polemiche perché i locali vengono presentati come centri culturali ma poi utilizzati come luoghi di culto. Non si può in maniera assolutamente furbesca aprire spazi in mezzo alle case dove la gente dorme, spacciandoli per luoghi di formazione piuttosto che centri di cultura. Recita così, una delle cose che dicono è recitazione del Corano. Allora, se la fai in 20 persone posso capire, se la fai in 300, in 250 no, non capisco più ed è secondo me una cosa molto grave. Questo non può essere tollerato. Certo che cercheremo in tutti i modi di farla chiudere, così assolutamente non può essere, ma questo non vale per tutti, cioè nei luoghi devono essere rispettate le condizioni di legge. Il sindaco vuole chiarezza. Possono esserci anche utilizzi di altro genere, si fa fatica a presentare questo in maniera pubblica e invece noi vogliamo che le cose siano completamente pubbliche, non dichiarazioni così generiche e basta. Ma soprattutto non ci piace la furberia, i furbasti non ci piacciono per niente. Nelle prossime settimane potrebbero esserci tensioni visto l'avvicinarsi del Ramadan, il mese sacro per i musulmani. Siglato a Pederobba il protocollo d'intesa che dà il via all'indagine epidemiologica sulla salute dei cittadini residenti ed esposti alle emissioni del cementificio. Il mio obiettivo, il nostro obiettivo è solamente quello di chiarire la situazione e cercare la verità. Un'indagine richiesta a gran voce dai residenti allarmati per le ricadute sulla salute delle emissioni prodotte dal cementificio. A Pederobba è stato siglato il protocollo d'intesa che dà il via all'indagine epidemiologica attraverso la quale verranno monitorate qualità dell'aria e salute della popolazione. All'indagine collaborano l'ARPAV, l'ULS 2 della Marca e l'Università di Brescia. L'Agenzia per l'Ambiente attraverso 53 punti di misurazione proseguirà il monitoraggio dell'aria. Continueremo un'attività che per gli anni che abbiamo svolto, per gli 8 anni di monitoraggi che abbiamo svolto fino adesso, sarà quella di base per le valutazioni epidemiologiche che verranno svolte. Lo studio epidemiologico vero e proprio prevede la ricostruzione di tutti i dati relativi alla residenza e alla salute dei cittadini delle aree più o meno esposte alle ricadute delle emissioni del cementificio negli ultimi 10 anni, analizzando le cause di mortalità, l'incidenza dei tumori, la frequenza dei ricoveri. Questo ci consente anche di studiare la possibile relazione tra l'esposizione alle ricadute del cementificio e gli effetti sanitari in relazione alla durata di residenza e al periodo di tempo. E questo è il tipo di studi che oggi viene considerato più informativo per poter trarre qualche considerazione in merito alla relazione tra i fattori ambientali e la salute.
La conclusione delle attività di studio e di indagine è prevista nell'arco di un anno. Noi ci siamo e voi, stiamo parlando della campagna di Antena 3 per il salvataggio e quindi il restauro delle mura di Castelfranco Veneto, questo gioiello della città. Adesso parla una testimonial che di rinascita, della parola rinascita, sa molto. Lisa Festa, alias Lisa Trevisan, studentessa, artista, scrittrice, di essere castellana va fiera e raccoglie l'appello del comune e della nostra emittente per la salvezza delle antiche mura che cingono la città. La mobilitazione popolare prosegue, basta un piccolo contributo, se in tanti parteciperanno, a dare il via al restauro di cui questo monumento ha urgente bisogno. Lisa, rinata dopo la drammatica esperienza dell'ictus, storia resa famosa non solo dal suo coraggio ma anche dalla riabilitazione condivisa con il senatore Umberto Bossi, ispirandosi alle suggestive mura cittadine, dice: scrivere un noir semierotico. Perché? Perché le mura sono arte ed arte è anche l'erotismo. Io sono nata grazie all'arte perché ho avuto un problema di salute e con l'arte sono rinata, sia nel modo fisico sia nel modo intellettuale. E quindi viva le mura, portiamo la testimonianza per farle rinascere, perché la vita è anche le mura e le mura sono appunto storia. L'ipotesi di restauro anche del camminamento rende l'impresa ancora più significativa, sfondo di un'intrigante passeggiata notturna, immagina Lisa, oppure... Sarebbe una bella cosa anche come maratona delle mura di Castelfranco, anche perché il mio secondo libro parla della maratona come rinascita di vita che ha fatto la maratona di New York, quindi anche Castelfranco potrebbe essere un punto di inizio per tutti gli artisti, anche per tutte le persone comuni. 2 euro ciascuno e il recupero delle mura potrebbe diventare presto realtà. Cerchiamo di sostenerle anche con 2 euro, 5 euro, 50.000 euro, ben venga. E allora vi ricordiamo l'impegno di Antena 3 al fianco della città di Castelfranco Veneto e delle sue mura. Adotta le mura di Castelfranco, un progetto per la storia. Antena 3 c'è, questi sono gli estremi, la causale, salviamo le mura di Castelfranco, l'Iban, avete il tempo di segnarvelo se volete, IT35, T06225, 12186, l'1, tutti quegli zeri. Contateli, mi pare che siano 6 46 0057, esatto. Allora, questo appunto il cartello per adottare le mura di Castelfranco, la campagna di Antena 3 al fianco dei cittadini castellani. Adesso vi ricordiamo gli ospiti delle puntate delle nostre trasmissioni di oggi. Tra pochissimo, insieme a Pier Giorgio Paladin, c'è ore 13, quando l'auto è proprio per tutti, ne parliamo in studio con Alessandro Alexandre, titolare della Sotreva, Gianangelo Piccina, specialista autonomi. Poi questa sera c'è 20:10, ricordatevelo, con temi politici d'attualità al tavolo di 20:10, ospite il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Treviso, Domenico Lo Sappio. È tutto, ci rivediamo a partire dalle 18:30, adesso le previsioni meteo. Buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Alta pressione in rinforzo e dunque bel tempo asciutto e stabile sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 18 aprile. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole ovunque, non sono attese piogge. Ampio soleggiamento su tutti i settori, con il cielo che sarà sereno al mattino, al massimo velato nel pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, valori massimi in aumento, oscillanti tra 21 e 24 gradi circa. Situazione praticamente immutata sul Friuli Venezia Giulia, anche qui a prevalere sarà il sole, con il cielo che si presenterà sereno o al più con qualche innocua velatura sui settori più settentrionali della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori massimi oscillanti tra 21 e 24 gradi. Nessuna variazione di rilievo sul Trentino Alto Adige.
dove sarà una bella giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 24 e 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.